partiamo col dire che la sconfitta è meritata, perché noi non siamo scesi in campo, abbiamo rinunciato al nostro gioco sin dall'inizio e è giusto così, è giusto che abbiamo perso, perché così almeno qualcuno si fa un bel esame di coscienza, ma anche noi dello staff magari, una bella chiacchierata che fa bene. Dopo quella delle 5 giocatrici che ci mancavano, è normale che se ti mancano 5 giocatrici su una rosa già corta e dove non è stato fatto poi un mercato di riparazione a gennaio, diventa difficile, perché poi interpretare partite anche come contro la Lazio, che era penultima in classifica, perdi. Non era in preventivo questa sconfitta, però dobbiamo accettarla, dobbiamo continuare il nostro percorso e cercare di lavorare con tanta umiltà. Oggi ho visto tanta presunzione e questo non va bene, soprattutto per quello che vediamo durante la settimana. Sì, ma potevamo anche vincere, però non ho visto la mia squadra, non ho visto la partita essere interpretata come voglio io, e quindi io non sono contento sia della sconfitta, e anche se vincevamo aver detto alle ragazze che ero contento per la vittoria, ma non ero contento per l'atteggiamento che avevano avuto. È arrivata una sconfitta, sono deluso per il fatto dell'atteggiamento che nelle nostre giocatrici non deve mai mancare. Ripeto, è vero che c'erano 3-4 giocatrici che non avevano giocato poco, ma questa era l'occasione per dimostrare. E invece qualcuno magari non ha dimostrato, ma non solo quelle che hanno giocato poco, anche tutte le altre, perché la squadra è formata da 11 giocatrici più le 9 che stanno fuori pronte ad entrare. Adesso abbiamo una settimana dove riposeremo, però questa settimana lavoreremo e sodo anche, e quindi avremo il fine settimana libero e poi prepareremo molto bene la partita contro l'Empoli, perché dobbiamo cercare di vincere se vogliamo rimanere lì davanti, altrimenti oggi abbiamo buttato via, non dico un match point perché non era un match point, però una grandissima occasione per poter rimanere attaccati alla Juve e alla Roma. Sì, questa partita fa male, fa molto male. Siamo venuti qui a Roma e volevamo sicuramente un altro risultato, ma ora è andata così e anche se fa male non è cosa volevamo fare, ma il mondo di calcio è così e dobbiamo ancora rialzarci, e anche se ora è un brutto momento per noi. Non eravamo dall'inizio, non eravamo sul campo, forse anche non eravamo dall'inizio concentrate, abbiamo avuto troppo spazi e siamo andati in controattacco. Sì, dobbiamo avere un altro atteggiamento dall'inizio, e adesso dobbiamo pensare all'altra partita, e sì, anche se sappiamo che abbiamo sbagliato qui, dobbiamo imparare. Questo momento ovviamente che questa partita fa male, sicuramente i prossimi giorni fa ancora male, poi proviamo a riprenderci e diventare più forti. Sicuramente queste partite ho già avuto in mia carriera e sì, forse anche non sarà l'ultima, ma dopo una partita è sempre difficile dire qualcosa anche per me, quindi vediamo, ora devo ancora anche io alzare un po' mia morale e andiamo avanti.